Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, il primo appuntamento del 2023, quindi buon anno a tutti i nostri telespettatori e chi ci seguiranno in queste trasmissioni, che sia un anno sicuramente non come l'ultimo, purtroppo colpito dalla pandemia, colpito dalla guerra, colpito dalla crisi economica. Insomma, speriamo che quest'anno sia un anno che quantomeno migliori la situazione che abbiamo avuto nell'anno scorso. Speriamo lo sia. Dunque davvero buon anno a tutti. Noi riprendiamo gli appuntamenti con Primus Inter Pares e il primo, sembra che dobbiamo risolvere dei problemi, tra poco vedrete il titolo, è il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, vice segretario nazionale, è il dottor Domenico Maria Crisanà. Buonasera dottore. Buonasera. Grazie di essere con noi. La domanda faccio: come va in generale? È la domanda che faccio di consuetudine a tutti coloro che vengono a trovarmi in questa trasmissione. Generale, dico, in generale ha già fatto lei, direttore, la premessa dell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, quindi diciamo è un anno è un periodo difficile, è un periodo duro, è un periodo in cui alla gente dopo la pandemia viene chiesto ancora di fare sacrifici, di tenere duro. Ma io sono convinto che gli italiani e i veneti in particolare sono dei popoli in grado di miracolarsi, nel senso che hanno una capacità, adesso si usa questa parola di resilienza, che negli altre parti del mondo non c'è e l'abbiamo dimostrato nei secoli. Sì, non tutta l'Italia, è una parte d'Italia resilienza, perché qualcuno non è proprio così, insomma. È vero, ma... Se lei comincia dai paesi... Andiamo oltre la trasmissione dei paesi più a nord dell'Italia, dall'Alto Adige ai paesi di alta montagna, hanno una resilienza molto superiore man mano facendo nello stivale italiano. Non c'è dubbio, ci sono anche però delle condizioni, sia delle condizioni economiche, delle condizioni di infrastrutture, delle condizioni geografiche che danno queste possibilità. Anche di cultura, ma... La cultura non come intelligenza, perché molto probabilmente sono più intelligenti della cultura del lavoro, della cultura di arrangiarsi. Non so se sono chiaro. Quello è vero, ma è anche vero che in questi decenni questa cultura che esiste è stata anche, come dire, in qualche modo agevolata, perché in fondo avere una parte di questo paese che non riesce a svilupparsi ha fatto sì che un'altra parte la utilizzasse come sbocco economico rispetto magari a dover fare cose. Tipo, io mi faccio solo una domanda: se l'Italia avesse sviluppato il trasporto su ferrovia, su mare nei decenni passati, la competizione dei nostri veicoli pesanti col resto d'Europa ci sarebbe stata? Sarebbero stati all'altezza di farlo, oppure è stato dato comodo vendere camion? Sono d'accordo, però io credo, poi ovviamente questo è un ragionamento politico, e quindi, perché poi politica, perché guardi il titolo che abbiamo messo in questa missione, Medici di famiglia nel caos, poi ovviamente entreremo nell'argomento, però succede anche che credo che la politica italiana abbia sottovalutato, dal mio modesto punto di vista, e magari sbagliando, ovviamente nei lavori, in tutto quello nella manifattura, mi scusi la parola giusta, nelle aziende, nelle fabbriche che giustamente lavorano, che producono, hanno dimenticato una cosa: che abbiamo un paese che ha nel turismo e nei posti particolari il più bello d'Italia. Lei può andare in qualsiasi borgo italiano e rimane a bocca aperta, cominciando qui vicino da Bassano a Cittadella, a Castelfranco, a Marostica, dico quelli più vicino, per non andare a Matera, per non andare in Abruzzo, per non andare in Toscana, per qualsiasi borgo nostro, e senza dimenticare la montagna, il mare e i laghi. Noi abbiamo tutto. La cosa che ci manca è la capacità della valorizzazione di questo tutto. Guardi, sono stato a Matera pochi giorni fa, non per dire che sono andato, perché lei la conoscerà, e Matera fino all'80, 85, non ricordo, vorrei sbagliare, era sconosciuta, era un paese con le case di pietra messe lì. Poi l'UNESCO è intervenuta, ha detto questo è un patrimonio, e da lì a oggi Matera vive puntualmente ed esclusivamente di turismo. Poche aziende, la maggior parte del turismo. E come Matera, non dico Matera, però ci sono città che potrebbero essere qualificate sotto questo punto di vista in maniera più importante. Guardi, non c'è dubbio.
e la nostra regione ne è la riprova, contrariamente a quello che si può pensare, almeno da quello che conosco io, il Veneto, la più grande azienda del Veneto non è né un'azienda manifatturiera né un'azienda meccanica, ma è il turismo. E questo modello potrebbe essere esportato all'ennesima potenza se fosse possibile creare dei flussi veri di turismo, perché il problema di Matera è arrivarci. Il problema per esempio del Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove ci sono due, tanto per dirne i più famosi, i bronzi, due dei pezzi unici nella storia dell'umanità, per andarli a vedere utilizzando i mezzi di trasporto che ci sono in questo momento, ci vogliono due giorni. Beh, basta guardare, poi ci fermiamo perché altrimenti non è un argomento che dobbiamo trattare, che lo continuo a dire anche chi ne ha la facoltà di poter prendere decisioni, che noi abbiamo il terzo aeroporto più grande d'Italia, forse il secondo, e non abbiamo un treno che ci arriva. Esatto. Tanto per semplificare la cosa, per dare ragione nel concetto che stava dicendo. Vabbè, ritorniamo a noi, dottor Crisarà. Lei è il presidente dell'Ordine dei Medici e io non so, dopo questa pandemia ne è venuto fuori uso anche dei termini proprio un casino all'interno di questa, non so se definirla un ordine serio o chi lo struttura è un ordine tanto perché deve esserci, non riesco ancora a capirlo bene, perché credo nel 2023 che sia impossibile avere un'organizzazione partendo dall'università che non produce medici, poi trovandoci che non abbiamo medici nei momenti di emergenza e che dobbiamo richiamare quelli in pensione, poi ci sono quelli che non si fanno il vaccino, non possono andare. Cioè, ma che casino ne è nato, dottor Crisarà? Ma questo è frutto di una politica dissennata e assolutamente miope che ha attraversato la politica in modo trasversale. Noi abbiamo ereditato un patrimonio, a proposito di patrimoni archeologici, di arte, abbiamo ereditato anche, la mia generazione ha ereditato un patrimonio importantissimo che è il Servizio Sanitario Nazionale, per come è stato concepito da persone che ogni tanto ci stiamo troppo spesso dimenticando, che si chiamavano per esempio Tina Anselmi nel passato, grande trevigiana, e le abbiamo, e queste donne e questi uomini hanno avuto la visione di che cos'è un servizio sanitario nazionale. Quelli che li hanno seguiti un po' meno, per cui non c'è stata una programmazione seria, perché chiaramente noi arriviamo alla carenza dei medici perché durante i decenni precedenti, tra i tagli che si sono stati fatti, i famosi tagli orizzontali, si sono fatti tagli anche nelle specialità, non nella facoltà di medicina. Per cui noi avevamo fino a qualche tempo fa un esubero di medici, circa 16.000 medici laureati ma non impiegabili prima della pandemia, perché non ce la facevano, non entravano nelle scuole di specialità, per cui non avevamo, perché non c'erano i posti, quindi noi non è che non avevamo i medici, non avevamo gli specialisti. Se continua con questo trend che si è dato negli ultimi 3 anni, tra 7-8 anni avremo di nuovo un surplus di medici, ne avremo di più. E il resto è stato gestito male, nel senso che quindi non è stata fatta una programmazione sui medici né tantomeno sulle altre professioni sanitarie, perché non è che il sistema si fa solo con i medici, si fa con gli infermieri, si fa con gli OS, perché funzioni. Si fa col personale amministrativo anche, quindi avere una visione a lungo termine. E dopodiché è entrata di forza con violenza la pandemia, che non ha fatto vedere questa mancanza di programmazione e di prospettive e di capacità di gestione della politica nella sanità, perché vogliamo parlare della scuola e dei trasporti. Tutto ciò che è stato sociale, tutto ciò che è quello
che ha dato il benessere a questo Paese è stato nei decenni abbandonato. La sanità è stata pensata come un costo e quindi su cui bisognava tagliare. Io qualche volta devo interrompere perché è piacere ascoltarla, però la televisione ha i tempi e io devo rispettarli. Ma senta, nella storia della pandemia, mi intraprendo il ragionamento che lei stava facendo, si è detto, per merito del governatore, anzi che non è un governatore, continuiamo a chiamarlo governatore, ma il Presidente della Regione è Presidente della Regione, non governatore. Detto questo, per inciso, il Presidente della Regione e tutto l'entourage ovviamente hanno enfatizzato la loro bravura nel superare questa pandemia. Oggi io, parlando tra medici, che poi ovviamente tutti parlano però nessuno si espone, perché è un mondo anche lì in cui tutti temono e tutti hanno paura per la propria carriera, dicono che la sanità in Veneto è un mezzo disastro. Lei da che parte sta? Guardi, io sto dalla parte che sicuramente, le dico per me, se posso visualizzarla con una metafora, io vedo la sanità del Veneto come un Frecciarossa, un treno Frecciarossa ad alta velocità e ultimo modello, lanciato a tutta birra a 300 km all'ora, ma a cui è stata tolta la motrice. Per cui viaggia da brivio. Nel senso che un sistema eccellente come quello veneto riesce anche... E perché molti dicono che non lo è? No, lo è ancora un sistema eccellente, ma lo si deve all'abnegazione ho avuto anche la fortuna di provarlo di persona in questo periodo, al di là dei miei ruoli proprio da paziente. Questo sistema funziona per l'abnegazione, il senso di responsabilità. Ma mi scusi, Crisara, io la contesto. Non funziona perché i tempi d'attesa sono lunghi, perché qualcuno che deve essere operato se non va a pagamento non può farlo. Non mi risulta che sia eccellente su questo assolutamente punto. Vero. E allora, partendo da questo, come può dire che è eccellente? È eccellente sulla qualità delle cure che si danno e soprattutto su discorsi che chi... Non sto parlando di qualità di cura, io sto parlando di organizzazione. Adesso ci arrivo sull'organizzazione, non si preoccupi che no. Io cerco di farle capire perché lei si sta salvando, allora io cerco guardi, di fare il mio lavoro. I limiti, lei fa benissimo, ma i limiti di questo sistema li conosco. Chiaramente è un sistema che deve essere rivisto dalle sue fondamenta, perché è chiaro che non si può pensare ad aspettare mesi per un accertamento, un'operazione, però bisogna fare attenzione ad una cosa, tra quello che si aspetta perché è necessario, cioè, e le proprie aspettative, cioè ognuno di noi, per quanto abbia dei problemi, giustamente mette il suo problema avanti a tutto e quindi vorrebbe il meglio quando dice lui. In realtà un buon sistema funziona nel dare... Le interrompo, mi scusi, non è giusto neanche questo ragionamento, non è che io voglio il meglio quando... È chiaro che tutti siamo egoisti, però è anche chiaro che chi dirige una sanità pubblica deve dare ovviamente la certezza e la sicurezza di salvare la propria salute a tutti in maniera uguale. Non c'è dubbio. E quindi io cerco il mio egoismo, ok, sono esagerato, però non mi stia... per il fatto di mio egoismo farmi attendere 6 mesi per una visita o un esame. Se è necessario, no, neanche un giorno. Se non è, perché tutto va contestualizzato. Casi dicono che molta gente è anche morta proprio per questo sistema che sembrava non fosse necessario. Allora, i problemi dei casi dicono che lì in quel caso entrano le responsabilità di chi ha stabilito quei tempi, perché i medici in generale si assumono la responsabilità di dire che Tizio ha bisogno di quella prestazione in quei tempi, immediatamente, meno. Ma lo sa perché, dottor Crisara, perché è nato questa mia diatriba con lei, che non è una diatriba, è una domanda, dal fatto che lei è partito nel dire che la sanità in Veneto è eccellente. E allora io mi sono permesso di fare qualche appunto al suo ragionamento. Tutto qui. Sì, è eccellente per quale motivo? Perché i problemi che ha la sanità del Veneto sono dei problemi di accesso. Parlo organizzativo. Non di qualità. Mentre invece
in molte altre realtà d'Italia c'è l'uno e l'altro, perché ancora, grazie a Dio... Io devo contraddirlo. Ma non tutte le volte, dottore. E allora mi spieghi perché molti medici escono dall'azienda ospedaliera e vanno in aziende private, certo, o vanno all'estero. Io parlavo di altre regioni. Perché? Perché di nuovo è la politica poco prospettica e poco, diciamo, visionaria in senso positivo. Perché tu non puoi pensare che un professionista, e possiamo partire dal pronto soccorso ma andare fin su fino ai grandi professionisti, non venga riconosciuto due situazioni. Uno è la propria dignità professionale e di carriera, cioè che venga riconosciuta la qualità del servizio che fa, e quindi non todos caballeros, quindi non tutti soltanto per motivi, come dire, scatti di progressione solo per motivi magari politici o altri motivi. E l'altra è il riconoscimento economico, perché è chiaro che se io vengo riconosciuto qualitativamente e riconosciuto economicamente resto, se no vado a trovare situazioni migliori, e questo succede soprattutto per i più bravi. Allora la capacità della politica e il ruolo della politica è interpretare queste situazioni e renderle appetibili. È chiaro che se io sono sommerso da una marea di carte, non ho diciamo intorno l'equipe che mi servirebbe, in più devo stare non con i risultati che ottengo, ma devo sottostare a un ragioniere che con carta e penna mi dice non quanto sei stato bravo ad ottenere quei risultati, ma quanto hai speso per ottenere quei risultati, per cui puoi spendere ancora di meno. È chiaro che a un certo punto uno dice, beh, sapete che c'è, me ne vado. Cosa che invece dentro il sistema privato o all'estero non funziona così, perché il sistema privato ha interesse a sviluppare quelli che si dicono i volumi, no? di prestazione. Il volume di prestazione è dato da quanto più bravo è un medico e più attrattivo lo è rispetto ai pazienti, quindi fa più visite. E quindi perché mi ha detto che è eccellente? Perché si è smentito eccellente, da solo? No, è eccellente perché no, non mi sono smentito. Perché se tutti i motivi vanno via i medici perché i motivi, perché lei mi ha spiegato, poi ha spiegato altre situazioni, vuol dire che tanto eccellente non lo è. Perché sotto l'aspetto organizzativo, non sotto l'aspetto del medico, del chirurgo. Allora, se allora vogliamo dividere l'aspetto organizzativo dall'aspetto assistenziale, i tempi di attesa è quello. I tempi di attesa è un sistema organizzativo. Allora, non è un sistema di cura. Non è solo un sistema organizzativo, perché è un sistema complessivo che è dato anche dai numeri e dalle opportunità. È chiaro che se io limito il numero dei medici che possono operare in quelle strutture, limito anche la possibilità dei pazienti di accedere. Però attenzione, perché ora le do un numero in anteprima, ma resta qua. Sono dati che ho appena avuto. Mi dica, secondo lei, 900.000 padovani, quante visite hanno fatto i medici di famiglia in questo anno? No, poi parliamo di... No, adesso glielo dico, solo per avere gli abitanti padovani sono quasi 1 milione. Quasi 980.000. Esatto. Adesso le dico io che quanto sono stati dopo le dico la cifra perché così si rende conto dei volumi. No, ma so benissimo, anche lì avrei quante cose devo chiedere. Non lo posso sapere, me ne chiederà tutte. Comunque sono 9 milioni e mezzo di visite in un anno. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, perché lei cerca di mettermi, ma sono molto preparato, e quindi dopo la pubblicità le farò vedere che ci sono ancora delle pecche anche sotto questo punto di vista. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi.